Con la visita del Presidente Mattarella in Giordania, al centro del colloquio con il Primo Ministro al-Razaz, il rafforzamento della cooperazione tra i due paesi. L'inviata Nadia Zikowski. Al turismo, alle energie rinnovabili, alla gestione delle acque, un nuovo incontro del Presidente Mattarella col Primo Ministro giordano al-Razaz mette a fuoco i piani sui quali la cooperazione Italia-Giordania può crescere. Possiamo approfondirla in alcuni settori in particolare per rendere ancora più elevato il nostro livello di collaborazione sul piano politico, economico e culturale. Per le imprese italiane, spiega il governo giordano, c'è moltissimo spazio. È tutta da consolidare la collaborazione sulla grande sfida della ricostruzione dei paesi usciti o in uscita dalla guerra. Quella da accelerare in Iraq, dove il conflitto ha raso al suolo edifici ma anche infrastrutture e servizi. Quella tutta da avviare e progettare in Siria, per la quale il Primo Ministro giordano auspica lavorino società a capitale misto aperte alle imprese italiane. Ci attiveremo in Europa per un sostegno rapido, aveva assicurato ieri Mattarella alla presenza di Re Abdallah. Considero la Giordania un architrave di saggezza politica e un hub per la ricostruzione. L'obiettivo è consentire il rientro dei profughi, l'augurio è che tutti i paesi facciano la propria parte. In Libia si continua